Amici di fvgsportchannel.com e amici di Free Sport Channel, ben ritrovati. Siamo a Sportissimo Basket, la nostra trasmissione dedicata alla pallacanestro in Friuli Venezia Giulia. Subito con i risultati della Lega 2 Gold, con la vittoria della pallacanestro Trieste che ha sconfitto per 80-75 la Assigeco Casal Pusterlengo. Una bella vittoria per la squadra di Dalmasson, che ha avuto un grande contributo da parte dei giocatori italiani e dei giovani triestini, che hanno vinto una sorta di duello interessante con i tanti giovani che anche Casal Pusterlengo mette ogni domenica a referto. Il Pallacanestro Trieste sale a 12 punti in classifica, a ridosso delle zone nobilissime della graduatoria, classifica che è sempre dominata dalla scaligera Verona, che però ha perso in casa con Iesi in questo ultimo turno. In Serie B, nel girone B, tiene banco la sconfitta della GSA APU Udine, sconfitta a Montichiari per 61-58, una prestazione non all'altezza delle aspettative per la squadra di Corpacci, che dunque si ferma a quota 14 in graduatoria, raggiunta dalla Friuladria PN Pordenone, che invece ha fatto il suo dovere battendo per 6-6-6-1 la Ortos Lugo. Ancora sconfitta invece il fanalino di coda Franco Robert Jadran Trieste, che ha ceduto a Crema per 88-77 in classifica. GSA APU Udine e Friuladria Pordenone a quota 14 punti, dietro il quartetto di testa formato da Rosinovi, Montichiari 100 e Fortitudo Bologna, mentre ancora al palo la Franco Robert Jadran Trieste. Cambiamo categoria nel girone C della Serie C nazionale. Bella vittoria della Calligaris Corno di Rosazzo, che è andata a espugnare il campo del Petrarca Padova per 72-68. Vittoria anche per la Falconstar Monfalcone, che ha regolato abbastanza nettamente la Santa Margherita Caorle per 83-65. E Falconstar e Calligaris sono le due formazioni che sono all'inseguimento della capolista Vicenza, che nell'ultimo turno ha battuto per 6-9-6-0 la Virtus Padova. Per quanto riguarda le altre regionali, bel colpo della Grafistudio Spilimbergo, che ha superato la Gemini Mestre per 104-99. Punteggio scoppiettante per la formazione di Galetti, che sale a 6 punti in classifica. In graduatoria l'ultima della classe è la Isogas Aldita Gorizia, che ha perso in casa per 54-74 con la Coe Oderzo, e dunque Gorizia è ancora all'ultimo posto in coabitazione con la Piani Bolzano, che nell'ultimo turno ha battuto Bassano per 6-9-6-3. Sempre per quanto riguarda i campionati maschili, ma in Serie C regionale, il big match vedeva di fronte il Michelaccio San Daniele all'Asar Romance 88-94, il finale per la squadra di coach Zucco, dunque Corsara al Pala Falcone e Borsellino di San Daniele. Noi eravamo con le nostre telecamere in funzione, con la telecronaca di Giambosio, e abbiamo ascoltato i protagonisti a fine partita. Ai nostri microfoni c'è uno dei protagonisti di questo blitz in trasferta, Patrick Nanut. Patrick, analizziamo un po' la partita, anche se appena finita, se ancora caliente. Primo quarto così, tirava benissimo San Daniele, anche più 11, poi è ribaltato la partita. Cosa è successo? Beh, che per la prima volta dopo 3 mesi abbiamo difeso, perché quella lì è la differenza. Noi siamo una squadra anche oggi che in realtà in questo campionato abbiamo abbiamo un attacco ottimo, no? Facciamo gente che fa canestro. Sì, anche se magari giochiamo male, 80-90 punti riusciamo a farli. Non ci fanno parlare, non sportivissimi. No, lasciamo perdere. Lasciamo stare, parliamo della partita. Però il terzo quarto loro hanno fatto 15 punti, abbiamo recuperato. Il terzo quarto onestamente abbiamo giocato veramente bene. Siamo stati bravi noi, credo, oggi, anche perché San Daniele è un'ottima squadra. Fisicamente credo che sia a livello di Tarcento, a livello fisico. Sì, sicuramente. Poi secondo me, pur non avendo lunghi, il vostro assetto con te e Mucic in campo assieme, secondo me è difficile da marcare. Sicuramente ci fanno, anche oggi, io magari
non ho segnato tanto, però vedi che le squadre probabilmente sia con me che con Mucic raddoppiano, sono stati bravissimi gli altri, oggi Giovanni Mucic ha giocato benissimo, Gaggio se non segnava i tiri liberi che lo faceva anche forse più di 25 punti. Tutti bravi, onestamente è stata una bella vittoria, anche perché ti dico è la prima settimana che ci siamo allenati in 10 persone, prima tra Valentinuz problemi di lavoro, Mucic una volta la febbre, però siamo contenti perché comunque credo che siamo una buona squadra, poi magari... No, si è visto Patrick, ti ringrazio per l'intervista, ti lascio lavare e buon bocca al lupo per il campionato. Ciao a tutti. Grazie Patrick. Ai nostri microfoni c'è anche Mucic, bella partita oggi, 2 punti difficili presi in questo campo. Ma sì, abbiamo cominciato un po' male, loro hanno cominciato veramente bene, dopo abbiamo cominciato a giocare come loro, un basket molto maschile. Un bel basket però. Sì, io non ci ho avuto problemi, per me queste cose vanno bene. Se vanno per loro, anche per me, non c'è problema. L'assetto con Hanut si analizzava prima, un assetto difficile da marcare perché non c'è un lungo di ruolo, ma 2 esterni che possono giocare in questo campionato vicino al canestro. Sì, è vero, siamo una squadra atipica. Vabbè, abbiamo avuto una crisi a novembre, abbiamo perso tutto, ora speriamo che andiamo su qualcosa, che cominciamo ora. Andiamo su qualcosa, non andiamo su, se no un proclamo alto. No. Di tornare in alto, dai. Sì. Sì, perché meritate come squadra i playoff, onestamente, no? È un buon obiettivo. Non diciamo niente, partita dopo partita e dopo vediamo dove finiamo. Qui con noi il coach Sgoifo di San Daniele. Coach, appena finita la partita, se ancora accade poi possiamo già fare un'analisi. Primo quarto bene, tirando anche molto bene, più 11. E poi cosa è successo secondo te? No, ma anche nel primo quarto, cioè, io avevo chiesto un'altra partita a livello di determinazione, di fame, di cattiveria. Anche nel primo quarto eravamo sopra di 11 giocando, cioè, sappiamo che loro non sono una squadra dove la difesa proprio eccelle, quindi ci hanno lasciato giocare, noi se ci lasciano giocare i punti li facciamo, ma si vedeva che non c'era la faccia di chi voleva comunque a tutti i costi vincere la partita. Quando loro hanno stretto le maglie e hanno voluto mettere le mani sulla partita, ci siamo sciolti come neve al sole. Purtroppo è un periodo in cui si gira tutto storto. Sì, anche Colutta come sta a proposito? Colutta rientra 1 minuto e mezzo fuori, ma adesso vedremo a fare una lastra in ospedale, però vedremo. Però cioè, questo campionato la differenza la fanno gli esterni, perché la sono questa. E di conseguenza io sono anche fortunato che ho un Simonuti che comunque da giovane sta dando tanto, però cioè, le mie 2 guardie titolari, Colutta e Bortoluzzi, hanno giocato insieme 3 partite e quindi cioè, è dura. Cioè. E poi questo anche poi si manifesta nel nervosismo che si è visto in campo, perché senza parlare degli arbitri che è opinabile, No, l'arbitraggio. io non do nessuna No, colpa però agli dico, arbitri. no, appunto per questo, però dico, primi 2 fischi un po' opinabili, subito un po' di nervosismo, Bosu è uscito dalla partita. Abbiamo pensato a incazzarci con l'arbitro, a incazzarci con i compagni, a incazzarci con l'allenatore. Sono gli appigli di chi non è proprio concentrato sull'obiettivo, cioè tu ti puoi incazzare col mondo, vinci, finiti i 40 minuti ti incazzi con chi vuoi. Invece noi siamo stati lì, abbiamo sprecato più energie mentali a incazzarci perché non venivano i giochi, perché l'arbitro non fischiava, che a pensare a vincere. Quello è stato il discorso. Loro hanno fatto la loro partita tranquilli, lì alla fine hanno tirato la mazzata e l'hanno vinta perché volevano vincerla. Noi invece dall'inizio io ho visto che le facce non erano quelle che avevo chiesto. Purtroppo, non lo so, sarà un po' di stanchezza, però dovevamo avere un'altra partita perché adesso erano 2 partite importanti, adesso abbiamo il turno di riposo, quindi altri 2 punti fra virgolette persi. Sì, e poi c'è Codroipo che comunque in questo momento per me è la squadra più forte del campionato, anche più di Tarcento, per cui rischiamo di arrivare a Natale, potevamo essere in una certa posizione, vabbè, però adesso dobbiamo parlarci un attimo perché se siamo lì a pensare agli arbitri, al tabellino, agli avversari, alle lune, non andiamo da nessuna parte, cioè tutto qua. L'anno scorso c'era, mi dispiace dirlo, un altro clima, che dopo non sia sempre così, perché alla Tisana l'abbiamo vinta da San Daniele. Cioè, di inerzia, di rabbia, di oggi cuore. Purtroppo troppe volte non eravamo tutti proprio lì, forse c'era qualcuno che pensava fosse una partita facile, ma io era da lunedì che gli rompevo le scatole dicendo che loro sono una squadra, come ha fatto, hanno battuto Tarcento, che può vincere con chiunque, perché comunque è una squadra che ha un potenziale incredibile, come dicevamo prima. Oltre ad avere degli esterni super, ha un signor lungo, che alla fine non è un lungo ma è un esterno che è quello, perché questo prende e tira 3 punti, e quindi loro sono una squadra che può giocarsi secondo me i primi 6 posti senza nessun problema.
Se noi giochiamo così molli potremo vincere con alcune squadre, ma in partite importanti come questa non la porti a casa mai se non sei più determinato. Motivazioni fa sicuramente la differenza. Coach, ti ringrazio, sempre un'analisi lucida, in bocca al lupo per il campionato. Buone feste a tutti, buon Natale anche a te. Grazie mille coach, in bocca al lupo. I nostri microfoni, coach Vincente, coach Zucco, che sorride e contento. Coach, analisi breve della partita. Primo quarto, non benissimo, San Daniele ha iniziato veramente bene, e poi girata completamente la partita e vinto quasi in scioltezza. Sì, noi abbiamo una squadra abbastanza altalenante, difficilmente partono concentrati, infatti l'abbiamo pagato più volte, dopo per fortuna le cose si sono aggiustate, hanno iniziato a giocare. Una squadra con tanta qualità ma anche difficile da gestire, quindi non si sa mai gli alti dove arrivano e i bassi fin dove possono arrivare. Non ti annoi mai, sicuro? No, subiamo tantissimi canestri, difendiamo poco, c'è tanto da fare, però non riusciamo a limitare quelli che sono i nostri difetti ancora al momento. Secondo te la chiave della partita, che proprio vi è girata, qual è stata? Quando si è passato a zona o anche quando sono entrati bene in partita l'asse Mucic e Lanut, che sono difficili da marcare insieme? Ma con la zona sicuramente ci ha permesso di recuperare, e la bomba, quella allo scadere di Musig, ha cambiato la partita perché su di lui loro decidevano di raddoppiare su Nanut e lasciavano più libero qualcun altro. Quando gli altri hanno iniziato a far canestro siamo diventati più pericolosi. Secondo me la chiave è stata anche le percentuali di Musig dall'arco. MVP secondo me. Perché hanno fatto pagare tutti i loro raddoppi. Mucic più o meno quello lo fa ogni partita, o Nanut. Patrick, sei un Patrick così secondo me maturo, molto protestato pochissimo con gli arbitri, coinvolgere i compagni di squadra, poi sempre qualche battuta quando esce, si piace cambiare, questo è Patrick, però se ce l'hai così maturo, secondo me puoi risollevare bene la classifica. Ma la nostra idea a inizio anno era di fare una stagione tranquilla, un po' più tranquilla dell'anno scorso. Abbiamo la qualità per fare anche molto meglio, cioè possiamo arrivare anche tra le prime 8, 7, 6 squadre. Il problema è che durante la settimana il gruppo lavora poco e non siamo neanche tanti. Se riusciamo a limitare qualche pecca nostra, a limare in difesa qualcuno che magari fa più fatica come Patrick, sicuramente abbiamo una squadra che dopo in attacco ha la qualità per battere chiunque. Insomma. Coach, ti ringrazio, grazie mille, ci andrò a cena e bocca al lupo per il campionato. Crepi il lupo, ciao a tutti. Grazie. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore.
In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente, tutto secondo il criterio della massima qualità, soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta SPA. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. In Serie C regionale l'altro big match non poteva essere altrimenti, era quello che si giocava a San Dorligo della Valle tra i padroni di casa del Breg e la Fluid System 80 Tarcento di Alberto Andriola. Ha vinto Tarcento per 63-88, una partita mai in discussione. Dal secondo quarto in avanti i pedemontani hanno accelerato, non si sono più guardati indietro, hanno segnato tutto quello che hanno tirato e per il Breg si è fatta notte fonda. Gli altri risultati: UBC Udine Geoclima Fogliano 64-81, Credi Friuli Cervignano Trevisan Latisana 62-79, Pallacanestro Ronchi Borda d'Esca Trieste 69-77, Servolana Lussetti Trieste Metallica Tolmezzo 64-54, Blue Service Fagagna Blue Energy Codoipo 73-58. È interessante anche quest'ultimo risultato, la vittoria della Blue Service Fagagna, altra squadra abbonata alle zone nobilissime della graduatoria, che è riuscita a battere la Blue Energy Codoipo, che in questo periodo sta andando a corrente abbastanza alternata. In classifica, dietro la Fluid System Tarcento, che è solitaria a 18 punti, c'è proprio la Blue Energy Codoipo a quota 16, a quota 14 il Breg San Dorligo, il Michelaccio San Daniele e risale la Blue Energy Fagagna. Dietro Don Bosco Trieste e Servolana Trieste, coppia triestina a quota 12, a quota 10 la Ferroluce Romans, la Geoclima Fogliano e sale la Trevisan Latisana, che con coach Cossaro è riuscita a vincere il derby della Bassa a Cervignano, come abbiamo visto prima. Quota 8 per la Denska Ball Trieste, 6 punti per Metallica Tolmezzo e la Tecas UBC Udine, 4 punti per Credi Friuli Cervignano, ancora ferma al palo la Pallacanestro Ronchi. In Serie A3 femminile la vittoria della Delser Sporting Basket School Udine sulla Matei Plast Progresso Bologna rilancia le quotazioni della formazione di coach Enrico Sinone, che nella vittoria di domenica al Palla Benedetti contro le Felsine ha ritrovato anche Sara Quaino, che era reduce da qualche settimana di inattività. Delser sempre in formazione rimaneggiata, stante le assenze ormai per tutto il campionato di Alessandra Mio e di Arianna Cortolezis, ma una Delser che comunque riesce a rimanere in orbita playoff. A fine partita abbiamo intervistato coach Sinone e Deborah Vicenzotti, che ha segnato il canestro decisivo, un gancio cielo da centro area a 1 secondo dalla fine per dare il successo alla formazione udinese. Bisogna andare al tiro. 51 pari, Giussino, l'1 contro 1, cerca Vicenzotti, si gira, il tiro di Vicenzotti, dentro!
Desser Basket School che vince allo scadere sul canestro di Vicenzotti. Bellissimo finale di partita qui al Pala Benedetti. Non si passa qui a Udine. Quinta vittoria consecutiva in casa per le ragazze della Desser Basket School. Eccoci qui al Pala Benedetti con Deborah Vicenzotti dopo la vittoria allo scadere proprio con il canestro di Deborah della Desser Basket School su Bologna. Emozioni dell'ultimo minuto? Sì, emozioni dell'ultimo minuto e degli ultimi anni, penso, non mi ricordo un mio canestro all'ultimo allo scadere che si vincesse e ci serviva questa vittoria, quindi vale veramente doppio anche perché loro sono una buonissima squadra. E vincere contro di loro in casa ci dà un sacco di umore, di felicità e di voglia di continuare a giocare e vincere. Ricordiamo che comunque è la quinta vittoria consecutiva in casa, quindi qui al Benedetti non si passa. Qui al Benedetti non si passa, infatti oggi anche l'allenatore in spogliatoio ci ha detto: mi raccomando ragazzi, in casa deve essere proprio il nostro campo, nessuno ci deve battere, e così è stato. Quindi avete guadagnato 2 punti su Bologna, le state raggiungendo, la prossima contro Bolzano, come la vedi? Anche Bolzano non è male come squadra, poi il loro campo è sempre stato molto ostico e hanno molto pubblico, un campo un po' difficile. Però dopo questa vittoria penso che avremo la voglia sicuramente di rifarci e finalmente di vincere una partita in trasferta. Grazie a Deborah e complimenti ancora perché ha segnato 24 punti oltre ai 2 decisivi alla fine. Grazie mille. Eccoci di nuovo qui con coach Sinone. Vittoria, quinta consecutiva in casa, poi vincere così allo scadere di 2 punti contro Bologna, che comunque è sempre stata una squadra ostica. Sì, ho detto prima della partita che ci voleva un mezzo miracolo per portarla a casa contro una squadra che è al completo ed è composta praticamente da tutte giocatrici che hanno giocato per anni e anni in A2. E il mezzo miracolo l'abbiamo fatto vincendo una partita finalmente anche con un pizzico di fortuna alla fine, oltre alla bravura di Deborah, ma la cosa importante è che la squadra ha reagito bene a un parziale di 9-0 all'inizio e poi siamo tornati sotto nel secondo quarto di 14 punti e non avevamo mai mollato. Ma cosa cambia dalle partite in trasferta dove non riuscite a vincere ancora rispetto a queste in casa dove dimostrate il meglio di voi? Come ho detto anche la settimana scorsa, è il problema che dobbiamo risolvere, nel senso che io sono convinto che il lavoro difensivo che facciamo in palestra durante la settimana e che poi dà i suoi frutti in casa è lo stesso che facciamo in trasferta. Credo sia dovuto alla testa, che probabilmente le giocatrici si disuniscono un po' e perdono fiducia quando prendono un parziale. Prossima partita contro Bolzano, come la vedi? Dobbiamo assolutamente sbloccarci fuori casa, come avevo detto prima di Sarcedo, e questa in parte ci ha fatto recuperare i 2 punti di Sarcedo. Diciamo che vincere a Bolzano ci permetterebbe di restare lì in corsa ancora per il terzo posto. Grazie Enrico, in bocca al lupo. Ciao. Nei campionati femminili in Serie A1 e A2 sconfitte la Calligaris, società ginnastica triestina, che sta anche avendo un problema con le americane, per cui coach Nevio Giuliani sta gestendo una situazione complicata, e sconfitta anche la Quercia Ambiente Muggia in Serie A2. Sia la Calligaris in A1 sia la Quercia Ambiente Muggia in A2 sono in difficoltà di gradatoria e auguriamo ovviamente alle 2 formazioni regionali di potersi risollevare nel prima possibile. In chiusura gli appuntamenti per tutti gli appassionati di pallacanestro, irrinunciabile l'evento di sabato sera in diretta streaming su fvgsportchannel.com dal Pala Longobardo di Cividale in via Perusini. La GSA APU Udine ospiterà l'Orzinuovi nel big match del girone B di Serie B nazionale. Ci sarà Massimo Fontanini in sede di telecronaca con coach Andrea Mura al commento tecnico. fvgsportchannel.com, diretta streaming, non mancate, sabato sera ore 20:30. Poi nel palinsesto della prossima settimana troveranno ovviamente sempre spazio le nostre rubriche dedicate alla pallacanestro e quindi Sportissimo Basket e Anteprima Weekend, in cui andremo a raccontarvi, a anticipare tutti i temi del fine settimana sotto i canestri del Friuli Venezia Giulia. Alla prossima! In punta di
quel poltro, solo Coccone. La bocca, la magia, Johnny Tamponi. La piazza Parenzo gioca 2 continuati importante da 3 punti, padre Pino, forza ragazzi, 1-2.